Da domenica la Calabria torna in zona gialla, riaprono bar e ristoranti, resta il coprifuoco notturno e il divieto di spostarsi tra le regioni. Ritorno in aula tra polemiche per i ragazzi delle superiori. Il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì pensa alla didattica integrata. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Tallarico, comparso stamattina in tribunale a Catanzaro per l'interrogatorio di garanzia. Rosaria Scarpulla in aula racconta la morte del figlio ucciso con un'autobomba nel 2018 all'Imbadi. Continuano a vessarci. Sarebbe stato un 35enne di Paola ad aggredire Antonio Dodaro, tassista di Cosenza, deceduto pochi giorni dopo il fatto nell'ospedale dell'Annunziata. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. È finita nella notte la latitanza di Domenico Cracolici, elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale, era ricercato nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. È ufficiale, la Calabria zona gialla, lo ha deciso il Ministero della Salute, i dati sono confortanti, l'RT è inferiore a 1, quindi tutto questo ha permesso che la nostra regione cambiasse colore da arancione a giallo e dunque avremo misure meno restrittive. Ma cosa cambia? Vediamo. La Calabria si tinge di giallo l'ufficialità dal ministro della Salute Roberto Speranza. L'RT della regione è inferiore a 1, esattamente allo 0,82. La nuova ordinanza andrà in vigore da domenica prossima 31 gennaio. Cosa cambia? Riaprono bar e ristoranti dalle 5 alle 18, mentre l'asporto è consentito fino alle 22 solo per la ristorazione. I cittadini potranno spostarsi liberamente durante il giorno. In ambito regionale resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, riaprono mostre e musei dal lunedì al venerdì, i negozi resteranno aperti, i centri commerciali solo nei giorni feriali. Per quanto riguarda le scuole, infanzie, elementari e medie restano in presenza, le superiori tornano in aula con una percentuale che varia dal 50 al 75%, resta il divieto di spostamento tra le regioni come previsto dall'ultimo DPCM. E lo avete sentito, la riapertura delle scuole superiori tra proteste e polemiche. Oggi è intervenuto anche il presidente facente funzione della regione Nino Spirlì, che ha annunciato via Facebook una nuova ordinanza. Si va verso la didattica integrata, almeno così pensa il presidente facente funzione. Il provvedimento dovrebbe essere approvato in queste ore. Non scartiamo il rientro in classe, ma vogliamo dare la possibilità di scegliere se studiare sui banchi o a casa, ha detto. Vediamo. Meno 3 giorni all'apertura delle scuole in Calabria, in tanti tra genitori, studenti, ma anche docenti e dirigenti chiedono una proroga della DAD. Sull'argomento scuola interviene sui social anche il presidente facente funzioni Spirlì, che annuncia una nuova ordinanza per la tutela della salute di studenti e personale scolastico. Una buona proposta sia quella sulla quale stiamo lavorando da ieri per mia richiesta, sia nei miei uffici che fuori, con tutta una serie di persone, un gruppo di persone, un team di persone che stanno mettendo in piedi uno strumento nuovo, cioè un'ordinanza con la proposta della didattica integrata, o meglio, di una scelta che si possa fare nelle famiglie, d'accordo con le istituzioni scolastiche, per cui ci saranno dei ragazzi che studieranno da casa e ci saranno dei ragazzi che potranno studiare in presenza. Un team di esperti per trovare una proposta giusta per le scuole, una didattica integrata con la scelta libera da parte delle famiglie. Una ordinanza che possa accontentare tutti, perché la cosa più importante è questo. Poter accontentare significa aver avuto la possibilità di ascoltare tutti
e di trovare una soluzione che sia buona per tutti. L'unica cosa, e vi avviso da subito, e che è importante sapere, è che stiamo cercando di capire fino a quali classi ci possiamo spingere, perché anche quello è un altro discorso. Cioè, non vorrei che per un eccesso di non so come dire, di concessione mettessimo in pericolo l'ordinanza per tutti. Comunque la zona gialla non è una sorpresa, ampiamente annunciata nei giorni scorsi anche dal referente Belcastro, referente regionale anti-Covid, il dottor Antonio Belcastro ai nostri microfoni. Seppur attesa, insomma, non da tutti, è un provvedimento gradito perché per esempio nel Savuto i casi continuano a salire. Allora il sindaco di Rogliano ha deciso di blindare il territorio. Vediamo. Contagi in aumento nell'area del Savuto, c'è preoccupazione a Rogliano, la città molto colpita nella prima fase del Covid, poi un'estate e un autunno senza casi di positività, ma in questo inizio del 2021, dopo le festività natalizie, si è riaffacciata la paura e il sindaco blinda il territorio. In questa metà, del mese abbiamo subito questa impennata di 13 casi che sono circoscritti, a 4 nuclei familiari. È chiaro che questo ci preoccupa in maniera anche seria rispetto a quello che sta succedendo, soprattutto come avete raccontato voi. C'è stato anche un contagio di un alunno. Quando abbiamo accertato appunto la positività di questo alunno rispetto ai tempi biblici dell'ASP, rispetto appunto abbiamo saputo della positività proprio ieri, ho provveduto subito a chiudere le scuole per non correre rischi, disponendo appunto uno screening gratuito per gli alunni insegnanti in rapporto al quadro pandemico che c'è e per raccomandare la massima cura soprattutto alle famiglie affinché sottopongano appunto i figli a questo screening. E quindi abbiamo vissuto un'altra ondata di Covid perché la comunità è colpita come ho detto prima. Quindi a tal proposito, se mi dai 30 secondi, volevo chiarire rispetto ad un videomessaggio che ho diffuso ieri per annunciare appunto la chiusura delle scuole, per dire che di fronte ad una pandemia del genere non possiamo lasciare spazio a incomprensione o peggio ancora ad eventuali strumentalizzazioni, nel senso che le preoccupazioni di un sindaco sono davvero tante proprio come responsabile della sanità locale, quindi sono tante diverse, quindi un rischio di un focolaio in una scuola è davvero la priorità principale di un sindaco e di un genitore. Quindi vorrei chiarire quel messaggio. In quel messaggio io ho auspicato una maggiore collaborazione, come d'altronde ho sempre detto anche da voi, rivolta alle famiglie, a tutte le famiglie di tutti gli studenti della mia città, e questo voleva essere una condivisione delle responsabilità in azioni celeri, perché proprio per giocare d'anticipo in questo ambito è l'arma migliore. E lo avete sentito il sindaco di Rogliano parlare di scuole, la chiusura delle scuole, insomma c'è molta attenzione sulla riapertura delle scuole superiori perché significa la mobilitazione di tanti ragazzi e questo presuppone anche un altro nodo che è quello dei trasporti. Le aziende però si difendono, vediamo. Indice puntato sui trasporti per il ritorno a scuola, autobus non sicuri e il ritornello di queste ore che precede il ritorno sui banchi dei ragazzi delle superiori in Calabria, ma le aziende si difendono. Al nostro microfono Guerino Preite spiega le misure adottate e respinge ogni accusa. Siamo stati i primi a dividere l'autobus in due parti e far utilizzare una sola porta ai viaggiatori, cioè quella posteriore, e quella anteriore esclusivamente al personale viaggiante, agli autisti. Chiaramente per evitare l'avvicinarsi tra l'autista e il viaggiatore abbiamo provveduto a far viaggiare le persone gratis, quindi chi saliva sul pullman per diversi mesi ha viaggiato gratis. Il Ministero dei Trasporti
dopo un po' di tempo ha adottato la nostra soluzione per tutta Italia. Quindi ricorderete come sono andate le cose. Quindi la nostra sensibilità al problema è massima. Siamo attrezzatissimi. Su ognuno dei nostri autobus c'è all'ingresso della porta anteriore un dispenser con il disinfettante. C'è tutta la cartellonistica e la segnaletica su come ci si deve comportare. E gli autisti sono tutti ben informati e preparati sulla gestione dell'incarrozzamento dei viaggiatori e sono dotati sia di mascherine per lo più FFP2 sia di visiera. Se i trasporti fossero stati una fonte, gli untori del virus, non sia mai fosse stato questo, avremmo avuto la strage degli autisti. Non l'abbiamo avuta, grazie a Dio, forse proprio perché siamo stati troppo attenti. Oggi lieve calo dei contagi, se ne contano 253 in regione, 253 positivi, ieri erano 302, però oggi registriamo 800 tamponi in meno, 3 le vittime, vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2043 tamponi, i nuovi contagi sono 253, in particolare 57 a Cosenza, 36 a Catanzaro, 9 a Crotone, 15 a Vibo Valentia, 136 a Reggio Calabria. I ricoveri nelle strutture sanitarie sono 264, di cui 20 in terapia intensiva. Oggi i decessi sono 3. La cronaca adesso hanno sfilato davanti al GIP per sostenere l'interrogatorio di garanzia alcuni degli indagati nell'ambito dell'inchiesta basso profilo condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, fra loro l'ex assessore regionale al bilancio Francesco Talarico, ex segretario regionale dell'UDC, Tommaso Brutto, ex consigliere comunale di Catanzaro, e suo figlio Saverio, assessore al comune di Simeri Cricchi. Ma vediamo com'è andata. Eccolo l'assessore al bilancio Francesco Talarico mentre arriva in procura a Catanzaro per rispondere all'interrogatorio di garanzia. È accusato di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e voto di scambio politico mafioso nell'ambito dell'inchiesta denominata basso profilo della DDA di Catanzaro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il segretario regionale dell'UDC. Secondo le indagini, Talarico, tramite Tommaso e Saverio Brutto, avrebbe avuto rapporti con Antonio Gallo, uomo intraneo, secondo l'accusa, alle cosche di San Leonardo di Cutro. In cambio di un interessamento verso le imprese di Gallo, Talarico avrebbe ottenuto un appoggio elettorale nel corso delle elezioni politiche regionali del 2018 nel collegio di Reggio Calabria. L'interrogatorio è durato pochi minuti, al termine dei quali il legale di Talarico ha dichiarato che il suo assistito si professa innocente ma ha scelto di non rispondere per farlo in seguito secondo un'articolazione difensiva che sarà meglio sviluppata. Stamani si è svolto anche l'interrogatorio di garanzia dell'ex consigliere comunale di Catanzaro Tommaso Brutto e del figlio Saverio, assessore a Simeri Cricchi. Entrambi hanno risposto negando ogni addebito. La drammatica testimonianza di Rosaria Scarpulla, mamma di Matteo Vinci, ucciso con un'autobomba a Limbadi il 9 aprile del 2018 nell'aula della Corte d'Assise di Catanzaro, dove è in corso il processo a carico dei presunti responsabili dell'omicidio. La donna ha raccontato le minacce e le angherie subite dai vicini che volevano appropriarsi dei terreni della famiglia Vinci. Vediamo. Rosaria Scarpulla è una madre alla quale hanno ammazzato il figlio con un'autobomba. Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Catanzaro racconta le vessazioni subite dalla sua famiglia, dai vicini. Oggi alla sbarra perché accusati di essere responsabili della morte di Matteo Vinci, che il 9 aprile del 2018 a Limbadi fu dilaniato dall'esplosione dell'ordigno piazzato sotto la sua auto. Sul banco degli imputati ci sono Rosaria Mancuso, il marito Domenico Di Grillo, le figlie Lucia e Rosina Di Grillo e il genero Vito
Barbara, vicini imparentati con la potente cosca Mancuso di Limbadi che volevano i terreni dei Vinci. Rosaria Scarpulla ripercorre nell'aula del tribunale le angherie e le minacce subite negli anni, cartucce e proiettili sui muretti, sversamenti di liquami sui terreni, i cagnolini uccisi e appesi alla porta. Drammatico il racconto di questa donna che ai giudici dice: io l'ho sempre affrontata, Rosaria Mancuso, detta Ambroglia, figlia di Ciccio Mancuso. Rosaria Scarpulla racconta poi dell'aggressione subita dal marito Francesco Vinci nel 2017. Sul posto trovo mio marito come un fantasma, pieno di sangue. Sara, mi hanno aggredito, mi dice. Nel viaggio in macchina fino al pronto soccorso di Nicotera ha cominciato a vomitare. Io gli chiedevo chi era stato. Barbara lo aveva colpito col tridente in testa, Domenico Del Grillo lo aveva colpito con un'ascia sul volto e Rosaria Mancuso incitava: ammazzatelo. Mio marito, prosegue, non ha raccontato che lo hanno minacciato con una pistola, quello lo ha raccontato dopo al medico. Un'escalation di violenze fino al 9 aprile del 2018, giorno dell'omicidio del biologo 42enne. Matteo e il padre, ricorda Scarpulla, erano andati in campagna a portare da mangiare ai gatti, quindi la telefonata nel corso della quale in mezzo al rumore sente la voce del marito che dice: Sara, corri, è scoppiata la macchina. Sono uscita di casa, continua Rosaria Scarpulla, lasciando tutto aperto. Sono arrivata a piedi, cercavo di andare verso la macchina, ma i carabinieri mi fermavano, mi dicevano: non c'è nessuno nella macchina. L'auto è esplosa, ricorda ancora, a poca distanza dalla masseria dei Mancuso. Rosaria Scarpulla racconta poi che dopo la morte di Matteo Vinci e il ferimento del marito aveva ricevuto la visita di Silvana Mancuso, nipote di Luigi Mancuso. Mi disse: io e la mia famiglia ci dissociamo, altrimenti non lo avremmo permesso. Vorrebbe venire una persona a darle le condoglianze. Lei l'accetta? Si trattava di Luigi Mancuso, il boss al vertice della famiglia di 'Ndrangheta. La Scarpulla accetta la visita. Il boss le chiede perché non si erano mai rivolti a lui. Perché avrei dovuto chiamare te? Gli chiesi. Tu quello che hai detto lo puoi dimostrare? Vieni alla fiaccolata per Matteo. Ma il boss avrebbe risposto che se fosse andato avrebbe attirato l'attenzione della stampa. Anche oggi, nonostante gli arresti e il clamore mediatico sulla vicenda, Rosaria Scarpulla ha detto che le vessazioni e i dispetti continuano, ma, lo ha sottolineato con forza, io sarò la voce di Matteo. La polizia ha arrestato il presunto autore dell'omicidio del tassista, il tassista ucciso un anno fa a Cosenza, motivi passionali alla base del delitto. Sentiamo. Dopo un anno di indagini, gli inquirenti sono riusciti ad individuare ed arrestare il presunto assassino di Antonio Dodaro, tassista ucciso a Cosenza nel gennaio del 2020. In manette un 35enne di Paola, già noto alle forze dell'ordine, Antonio Chianello. Il movente dell'omicidio sarebbe da ricondurre a motivi passionali. Il tassista, il 7 gennaio dello scorso anno, era a bordo del suo taxi in una zona centrale di Cosenza quando fu colpito dai fendenti al collo, all'addome e alla mano. Nonostante fosse gravemente ferito, riuscì a raggiungere l'ospedale accompagnato proprio da Chianello. Ai sanitari raccontò di aver incontrato l'amico subito dopo l'aggressione e che a colpirlo fu un extracomunitario che non voleva pagare la corsa. Una versione dei fatti che però non convinse gli investigatori della squadra mobile. Nel racconto c'erano diverse incongruenze. Il tassista morì 6 giorni dopo, il 13 gennaio del 2020, a causa delle gravi lesioni riportate. Intanto gli inquirenti, attraverso intercettazioni, analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, acquisizione di testimonianze, sono riusciti a far luce sulla vicenda. Gli accertamenti tecnico-scientifici hanno evidenziato che le tracce ematiche presenti su Chianello e sui suoi indumenti erano compatibili con le ferite riportate da Dodaro. La chiusura del cerchio c'è stata l'11 novembre scorso, quando la moglie della vittima, incontrando Chianello in un locale della stazione ferroviaria, lo minacciò cercando di accoltellarlo. Secondo gli investigatori, prima di morire, il tassista confidò alla moglie che a colpirlo fu proprio Chianello. Sulla base degli indizi e delle prove raccolte, la Procura di Cosenza ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione del provvedimento restrittivo a carico del 35enne di Paola. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita oggi dalla polizia. L'uomo è accusato di omicidio aggravato da futili motivi. Ancora cronaca, ci spostiamo a Reggio per il sequestro dei beni a un imprenditore, l'operazione della Guardia di Finanza. Vediamo.
Un'impresa individuale, diversi immobili, rapporti finanziari e quote societarie, valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Il Comando Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza ha sequestrato questo patrimonio a Domenico Musolino, 44 anni, imprenditore indiziato di essere contiguo all''ndrangheta. Il nome di Musolino è comparso nelle operazioni Rupes, Camaleonte e a ruota libera. Nella prima è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere per reati contro la pubblica amministrazione. Nella Camaleonte l'accusa è di concorso in corruzione oltre all'associazione a delinquere aggravata dalla modalità mafiosa. L'accusa è di concorso in truffa aggravata ai danni di un ente locale, frode nelle pubbliche forniture. Anche qui viene contestata l'associazione a delinquere aggravata dalla modalità mafiosa. Il gruppo investigativo Criminalità Organizzata GICO delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria ha colto la significativa sproporzione tra reddito dichiarato dall'imprenditore e il patrimonio reale. Da qui la richiesta di sequestro accolta dai giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri. È finita nella notte la latitanza di Domenico Cracolici, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia. Era ricercato nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott. L'uomo è stato individuato dai carabinieri in un casolare di campagna nel Catanzarese. Vediamo. Si nascondeva in un casolare isolato nelle campagne di Maida, nel Catanzarese. È finita nella notte la latitanza di Domenico Cracolici, considerato il capo della locale di 'ndrangheta di Maierato e Filogaso, sfuggito alla cattura il 19 dicembre del 2019, giorno in cui scattò il maxi blitz Rinascita Scott. Ecco il momento dell'irruzione nel nascondiglio del latitante. In azione i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e del nucleo investigativo radiomobile insieme allo squadrone cacciatori Calabria. Le indagini coordinate alla DDA di Catanzaro sono state particolarmente complesse. Cracolici, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, si spostava spesso e, muovendosi su un territorio a lui ben noto, è riuscito a coprire le sue tracce. Negli ultimi mesi però è stata individuata un'area all'interno della quale gli investigatori ritenevano probabile la presenza di Cracolici e nella notte è scattato il blitz. Cracolici, destinatario durante la sua latitanza di un'ulteriore ordinanza nell'ambito dell'operazione Imponimento, è stato sorpreso nel sonno e non ha opposto resistenza all'arresto. Alleggeriamo il tono con le ultime dal calciomercato. Bentrovati con lo spazio dedicato al mercato, partendo come di consueto dal Crotone e l'eventuale cessione di Rivière. Per il momento la società dei pitagorici non è entrata nell'ordine di idee di privarsi di Rivière, ma attenzione alle sorprese, tra pochissimo ci arriveremo. Intanto il Crotone si appresta a cedere Jacopo Petriccione, come raccontato, in direzione spalle, ed accogliere Andrea Tabanelli numericamente per sostituire l'ex calciatore del Lecce. Dall'altra parte è un Crotone che ha già accolto Di Carmine, è già ufficiale, e cerca anche un difensore. In questo caso occhio alle sorprese. Per quanto riguarda il Cosenza, ci sta provando per Rivière, inutile nascondere, un'operazione molto complicata, e spera di poter chiudere tra oggi e domani la pista che porta a Crecco. La Regina accelera invece per un esterno da regalare a Baroni. Simone Edera dal Torino, un obiettivo concreto, c'è stato un sorpasso sulla Cremonese, così come per Okonkwo, nel quale c'è stato un summit nella giornata di ieri, superata la concorrenza del Cosenza, ma la Regina è anche su Di Gaudio per ridisegnare l'asset offensivo di Marco Baroni. Il mercato prosegue, intanto il Catanzaro punta un altro attaccante, per Cuppone non è finita, l'interesse potrebbe comunque svolgersi anche nel mercato estivo, per un mercato che dall'altro canto si incendia sempre di più. Ora le notizie dalla borsa. Giornata negativa per le borse europee, per Wall Street, dove tiene banco la vicenda del trading speculativo su GameStop e altri titoli che sta minando la stabilità di alcuni fondi. L'azionario globale si appresta ad archiviare la peggior settimana degli ultimi 3 mesi, anche a causa dei persistenti timori legati alla pandemia, con la continua diffusione del virus e delle sue varianti, le misure restrittive imposte in diversi paesi e i parziali dubbi sulle tempistiche e sull'efficacia dei vaccini. Intanto AstraZeneca e la Commissione europea hanno finalmente raggiunto un accordo sulle consegne
e l'EMA ha approvato l'utilizzo del vaccino per i maggiori di 18 anni. Johnson & Johnson invece ha reso noto che il suo prodotto genera una forte protezione contro il Covid, seppur con una minore efficacia nei confronti della variante sudafricana. In giornata sono stati poi diffusi dati sul PIL del quarto trimestre di Germania e Francia, che hanno evidenziato in entrambi i casi una contrazione inferiore alle attese, rispettivamente a meno 2,9% e meno 5% su base annua. Così in Europa il FTSE MIB di Milano chiude in calo dell'1,6%, il rosso come il DAX di Francoforte a meno 1,7%, il FTSE 100 di Londra a meno 1,8%, il CAC 40 di Parigi a meno 2% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 2,2%. Oltreoceano perdono terreno il Dow Jones e il Nasdaq a meno 1,5% e l'S&P 500 a meno 1,4%. Sul Forex l'euro-dollaro in lieve rialzo a 1,214, mentre il dollaro-yen si apprezza a 104,6. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio con il Brent a più 0,4 a 55,3 dollari e il WTI a più 0,2 a 52,5 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund resta in area a 115 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. Tornando a Piazza Affari, le vendite investono la maggior parte delle BIC, mentre chiudono in controtendenza Diasorin a più 1,6 e Recordati a più 1,4%. In coda al FTSE MIB scivolano Interpump a meno 3,2, Saipem e Amplifon a meno 3,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Correnti occidentali apportano sulla Calabria tempo variabile, con temperature in lieve aumento, in attesa di una perturbazione che nella giornata di domenica produrrà maltempo. Tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani al mattino ancora parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici, con possibilità di residui deboli piovaschi. Dal pomeriggio cessazione di ogni fenomeno e maggiore aperture del cielo. Altrove sereno poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature stazionarie, altra giornata ventosa per venti dai quadranti occidentali, forti soprattutto al mattino sui versanti ionici e zone interne del Catanzarese e del Reggino. Domani molto mosso il Mar Tirreno con ventilazione di direzione occidentale, poco mosso o mosso il Mar Ionio con venti di direzione occidentale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia ad Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.